Domenica 8 maggio si è svolta la 7ª edizione di Pedalar Gustando, che si è conclusa con la visita agli scavi archeologici di Noventa di Piave. È un progetto che è nato con la collaborazione del Consorzio delle Pro Loco dal Piave al Sile. È un progetto importante perché soprattutto parte da un input che nasce dal piano strategico per il turismo, che è stato elaborato dalla provincia di Venezia, che vede la promozione, sviluppo dell'entroterra come una potenzialità importantissima di sviluppo per il turismo, per cui assieme alle Pro Loco con questo progetto attiveremo una serie di iniziative, quella di oggi Pedalar Gustando, però altre iniziative che toccheranno il territorio per raccontare proprio la storia, la cultura e anche tutto il patrimonio naturale, per cui effettivamente la nostra provincia ne è orgogliosa. Sì, questa 7ª edizione di Pedalar Gustando ha coinvolto le Pro Loco anche di altri comuni, esattamente San Donà, Noventa e Fossalta di Piave. Cerchiamo di far conoscere un po' quali sono le peculiarità gastronomiche del nostro territorio, e per questo che abbiamo allargato anche ai comuni limitrofi. Siamo qui oggi in occasione del Pedalar Gustando a far visita alla cantina Villa Cantus. Siamo qui oggi in compagnia di Deborah, che ci spiegherà un po' della storia della cantina. La nostra famiglia, noi siamo la terza generazione come produttori di vino. L'azienda però Villa Cantus esiste dal 1987. Produciamo principalmente i vini del nostro territorio, quindi la DOC del Piave, come rossi dal Cabernet Franc al Cabernet Sauvignon, vini bianchi come Chardonnay o comunque Sauvignon, il Manzoni bianco e il Manzoni rosso, che sono comunque due vitigni tra l'altro non molto conosciuti e che non molte aziende producono. Abbiamo due passiti nostri con un marchio registrato da più di 20 anni, che è il Graticcio bianco e il Graticcio rosso. Questa è una villa che è nata praticamente nel Settecento. Certo, qui c'era comunque un'azienda agricola che producevano solamente frutta, comunque non c'è mai stata produzione di vino. Da quando l'abbiamo presa noi abbiamo prodotto questa azienda vinicola. Noi facciamo un lavoro di selezione, quindi acquistiamo anche uve non solamente dalla nostra zona, anche dal vicino Friuli. Facciamo tutta quella che è la certificazione, la lavorazione e quindi l'imbotteiamento. La riapertura di questi scavi nasce da una collaborazione di 3 soggetti: l'amministrazione comunale di Noventa, la BMG Noventa, Veneto Designer Outlet, e la Sovrintendenza per i beni archeologici. E devo dire che lo scavo finora ha dato degli ottimi risultati, perché i reperti emersi, che si trovano attualmente una parte almeno in sala consigliare, e in particolare una splendida collana che è attualmente esposta nel centro espositivo della BMG all'outlet, sta a testimoniare che l'iniziativa è stata un'iniziativa molto positiva. Devo dire però che questa iniziativa non è una iniziativa che è fine a se stessa, si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del nostro patrimonio storico ed artistico. Vorrei ringraziare infine le Pro Loco che hanno collaborato al circuito, cioè la Pro Loco di Fossalta di Piave, di Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà, ed in particolar modo le amministrazioni Musile, San Donà, Noventa di Piave e Fossalta di Piave. In particolar modo l'amministrazione comunale di Noventa, che ci ha permesso di visitare gli scavi, e quella di Fossalta di Piave, che ci ha permesso di entrare al parco fluviale.